Bentornati al prossimo appuntamento con le previsioni meteo. Stiamo assistendo quindi a un anticiclone ben presente, ma vi ricordo che le segnalazioni per quanto riguarda la parte dei modelli all'arrivo di uno split del vortice polare stanno aumentando e quindi attendiamoci una probabilità maggiore, soprattutto a metà mese, per il flusso di aria più fredda di un vortice polare arrivare fin sulle medie latitudini, vuol dire fin sull'Europa, quindi anche sull'Italia. Una probabilità che sta crescendo giorno dopo giorno. Vediamo ovviamente i dettagli intanto per i prossimi giorni. Come vedete, fino alla giornata di mercoledì la mitezza sarà protagonista, quindi temperature ancora oltre i 13 gradi in Val Padana, così come comunque su gran parte dell'Italia, e quindi questa la fase. Poi veramente per quanto riguarda mercoledì, come vedete, qualche piovasco sparso segnaliamo potrà ancora agire sulla Sicilia meridionale, ma comunque locale, e ovviamente altrove avremo stabilità con l'anticiclone assoluto, e invece ovviamente sud-est Europa che è dominato da un forte maltempo con nevicate a bassa quota. Giovedì, come vedete però, dei reflui d'aria fredda scendono dalla Scandinavia per poi orientarsi verso ovest, quindi assisteremo a un cambio di ventilazione da est, soffieranno venti orientali e questo contribuirà poi, con l'unione di una depressione che sarà situata vicino alla Francia e alla Spagna, di formare un minimo depressionario per quanto riguarda la giornata di venerdì, e questo scontro tra massa d'aria fredda e quella umida atlantica riuscirà a contribuire alla nascita di un minimo depressionario molto probabilmente sulla Francia, e questo minimo depressionario influenzerà anche l'Italia. Per quanto riguarda la neve in pianura, questa è un'ipotesi totalmente bassa. Perché questo è un minimo depressionario situato molto lontano e potrà poi situarsi sul Golfo del Leone per portare del maltempo soprattutto lungo le coste tirreniche e soprattutto al sud per quanto riguarda la Sicilia, perché salirà un altro minimo depressionario, e come vedete ci sono ben 3 minimi che saliranno e porteranno a maltempo diffuso. Infatti la grafica per la giornata di sabato riassume in totale dove saranno le aree più colpite al momento, e nevicate a bassa quota, come vedete, orientate solo sulla Francia e in gran parte anche comunque sulla Spagna, ma come vedete saremo influenzati comunque da un calo termico importante sulle regioni del nord-ovest, possibilità maggiore qui infatti sul Piemonte in modo particolare di nevicate fino in pianura. Un'ipotesi ovviamente che ancora bisogna confermare. Vedremo ovviamente per quanto riguarda il corso dei prossimi aggiornamenti. Intanto vi lascio, ovviamente ci sentiamo nel corso dei prossimi appuntamenti.